Il Montelepre attaccherà da destra verso sinistra dalla nostra postazione, ovviamente dalla parte opposta il Fulgatore. Saul Castiglione punta l'avversario, ancora Castiglione, bravo qui in velocità Castiglione, la mette nel mezzo, chiude con qualche difficoltà e poi c'è la grande confusione da parte di Lucido, ma la grande risposta di Bordignon al minuto 28. Grande risposta di Bordignone, prima grande squillo da ottimamente fatta, onnipresente. Bravo qui poi Molinini, Rossomando, chiude a Luce, ancora Rossomando, prova a tirare Rossomando e la palla termina in rete. Il Montelepre al 36esimo riesce a bucare Grinaudo e porta in vantaggio i suoi, quindi Benjamin Rossomando con questo fendente batte Grimaudo, quindi Cannavò prova a reagire la squadra trapanese. Attenzione a questa iniziativa, occhio a questa imbucata, palla nel mezzo e c'è il gol da parte del Fulgatore che va a segnare con Inglese al 39esimo il pareggio di Inglese, forse qualche deviazione qui Pierce a girare, respinta in calcio d'angolo da parte della difesa del Fulgatore. Rossomando alla battuta, palla per Molinini, c'è un colpo forse di mano, calcio di rigore per il Montelepre, di testa Molinini, c'è un braccio di troppo e l'arbitro assegna il calcio di rigore al minuto 5 della ripresa, quindi 50esimo di gioco. Ora ha la grande opportunità di riportarsi in vantaggio la squadra di guida. Protesta da parte della difesa dei giocatori del Fulgatore, prova Jen a spiegare il direttore di gara, ma lì rimane della sua decisione il signor Tavola e ora Pierce va a posizionare il pallone sul dischetto. Ha la grande occasione qui la squadra di guida di portarsi nuovamente in vantaggio. Pierce contro Grimaudo, parte l'argentino, tiro e gol, e c'è il 2-1 da parte del Montelepre. Il gol da parte di Pierce. Pierce nel mezzo, poteva tirare, attenzione, pallone, lì c'è un Mani e forse c'è un errore per Pierce, la confusione. Il Montelepre, c'era probabilmente un Mani in aria non sanzionato dal direttore di gara. D'assaggio delle sue potenzialità, giocatore che esordisce oggi in maglia giallorossa. Ancora Rossomando con Pillittieri che si propone, Rossomando prova col sinistro e ancora lui Benjamin Rossomando, e 3-1 al 71esimo minuto. Gli applausi da parte del pubblico di casa. Benjamin Rossomando mette il sigillo al 3-1, ricevono l'abbraccio del pubblico di Montelepre, davvero tantissimo presente.